Con il sindaco Omar Barberato, sindaco di Adria, gentilmente ci concede questa intervista telefonica. Anche al sindaco di Adria chiediamo la frase di rito. Sindaco, come va? Allora, siamo in piena emergenza, sono giorni critici, dobbiamo tutti quanti dare il nostro contributo per rimanere a casa. Ecco, il bilancio purtroppo di questi giorni com'è? Avete positività ulteriori in questi giorni oppure la curva finalmente sta andando verso questa curva collinosa che speriamo tutti che appunto per ripristinare un minimo di serenità e anche di Sì, normalità? certo. Allora, guarda, gli ultimi 3 giorni a livello locale la curva sta rallentando anche a livello locale, però allora se da una parte è una cosa positiva che tutti ci auguravamo di cuore, dall'altra ci dice un'altra informazione che comunque stanno crescendo in maniera minore, in maniera inferiore, diciamo, rispetto ai giorni scorsi le persone positive, ma stanno aumentando quindi anche sempre in maniera inferiore le persone che vanno in terapia intensiva. Quindi ecco, la raccomandazione è: le misure di sicurezza dobbiamo rispettarle tutte, a partire dalla principale, la più sicura di tutte, quella di rimanere a casa. Ecco, nel vostro comune avete un ospedale importante e una casa di riposo altrettanto importante, quindi le fragilità in questo momento sono in questi due luoghi. Come è messa la situazione sia della casa di riposo che dell'ospedale? Allora, per fortuna ad oggi non ci sono stati incidenti che purtroppo sono capitati in altre strutture dove magari persone positive inavvertitamente, o non so dire la modalità, sono entrate direttamente in un reparto piuttosto che in un altro. Quindi comunque gli operatori stanno lavorando con tutti, insomma, i dispositivi di sicurezza, e pur nella difficoltà di reperirli, perché effettivamente a livello nazionale, regionale, locale la difficoltà è quella di dare appunto i dispositivi, ad oggi non registriamo, ecco, casi né di incidenti né di positività, e questo insomma ci auguriamo di cuore che possa continuare anche nei prossimi giorni. Ecco, tra le persone positive del vostro comune c'è qualcuno in terapia intensiva oppure stanno facendo la quarantena in casa o cos'altro? Una persona è entrata in terapia intensiva, esatto, e una persona invece è guarita nei giorni scorsi. Quindi, insomma, una brutta notizia e una bella notizia hanno colto la nostra comunità, insomma, nell'ultima settimana proprio. Perfetto, Sindaco, innanzitutto la ringraziamo perché ogni giorno alle 14, 14:30 lei fa il notiziario e questo fa piacere, penso, sia ai suoi concittadini che a tutti noi polesani. E come sempre diciamo, voi sindaci siete in prima linea. Una domanda così anche fuori dal coro. Il governo come si sta comportando con voi sindaci? Allora, noi siamo in questo momento dei soldati, per cui prendiamo gli ordini e non li discutiamo. Verrà il momento poi di fare tutte le opportune riflessioni, insomma, però effettivamente adesso, al di là dell'immagine del soldato che può piacere o meno, il messaggio che voglio condividere con voi è che in un momento di emergenza adesso bisogna guardare a una cosa sola: alla salute delle persone. Dopo tutte le riflessioni, i punti di vista che possono essere i più diversi, anche giustamente, insomma, ci sarà il momento poi di confrontarsi. Non vi nascondo che dopo, all'interno dei canali istituzionali, insomma, se ci sono dei dubbi, se ci sono delle idee, le si pongono, ecco, insomma, attraverso i canali istituzionali, e si evita la polemica politica, insomma, nel senso di comunicati, stampa e altri metodi che in questo momento nessuno penso ne senta il bisogno, insomma. Sindaco, la ringraziamo, è stato gentilissimo, come sempre disponibile, e buon lavoro, ma soprattutto buona fortuna a tutti i suoi concittadini e a tutti noi polesani. Grazie ancora. Grazie Leandro.